Squadre divise da un solo punto e per il momento in una tranquilla posizione di metà classifica. I biancoscudati veneti hanno anche una partita da recuperare. Subito le formazioni con squadre che praticano un atteggiamento tattico speculare giocando con il 4-3-1-2. Padova in campo con Cano a guardia dei pali, a presidio della retroguardia Legati, Cesar, Trevisan e Renzetti. In mezzo al terreno di gioco Gallozzi, Gidagi e Bovo. El Shaarawy trequartista e di recente convocato da Ferrara nell'Under 21. Alle spalle delle punte De Paula è vantaggiato. Risponde il Crotone con in porta Belez, difensori Crescenzi, Vinetò, Abruzzese e Mazzotta. Nella zona nevralgica del campo Parfè, Galardo e Eramo. Russotto appena dietro gli attaccanti Cutolo e Ginestra. Dirigerà il match l'arbitro Roberto Bagalini di Fermo, riceverà la collaborazione di Cristina Cini e Vuoto. Quarto uomo Candussio, il sole illumina il catino dell'Euganeo e ciò attenua di molto il freddo. Spettatori 4.000 circa, studio 35esimo Padova 0, Crotone 0, succede nulla e dunque ne approfittiamo per rendere linea allo studio. 40 minuti all'Euganeo, sempre parità 0-0 tra Padova e Crotone. Comincia a spazientirsi il pubblico presente sugli spalti per questa scialba partita e si levano salve di fischi soprattutto all'indirizzo dell'11 di casa. Ricordiamo comunque che per il grave incidente subito a Novara il Padova dovrà fare a meno per lunghissimo tempo del super bomber della Serie B con 15 reti, Succi, e dunque oggi giocano Vantaggiato, che solitamente faceva coppia proprio con Succi in attacco, e il brasiliano De Paula. Questo è lo schieramento offensivo, le due punte della squadra di casa. Ecco il Crotone a piccolo trotto con Capitan Galardo che allarga sulla sinistra per il giocatore Parfè che si è spostato. Poi ancora il tentativo di passaggio per il giocatore Mazzotta, ma è veramente molto lento il gioco in questa fase. Ora ci sono addirittura due palloni in campo, se ne accorge l'arbitro e ordina appunto di rispedirne uno fuori per la rimessa che sarà del portiere Cano. Una manciata di minuti alla fine del primo tempo, 0-0, linea allo studio. All'Euganeo ripresa iniziata da 7 minuti, Padova 0, Crotone 0, noia e sbadigli in un primo tempo che non ha regalato la minima emozione al pubblico presente sugli spalti. Nei dettagli nessun tiro è stato scagliato dall'una e dall'altra parte nello specchio delle due porte. Il Crotone si è ripresentato in campo nel secondo tempo con Beati al posto di Crescenzi e finalmente, mentre il Padova attacca ora con questo tentativo da parte di Trevisan che avanzava di andare al tiro, è stato però rimpallata la conclusione del difensore e finalmente al quarto del secondo tempo la prima parata a terra su diagonale di Ginestra del portiere Cano. Padova migliore il Crotone in questo avvio di ripresa, ma è sempre 0-0 studio. 14esimo, non si sblocca il risultato, non è questione dell'assenza di Succi, o meglio non si tratta soltanto di quella. Gioca male il Padova ed in questo secondo tempo il Crotone sta cercando di attuare qualche sortita offensiva. Un minuto fa, e questa è una notizia, tiro senza velleità ma se non altro nello specchio della porta di Cutolo, Crotone, che è stato parato senza problemi da Cano. Ora c'è l'ingresso in campo per quanto riguarda il Padova di un giocatore, esattamente un attaccante, Di Nardo. I minuti sono 14, 30 secondi, 0-0 studio. Squadra campione del mondo, a te Corsini. Regina Siena. Il gol del Padova con Vantaggiato, un tiro rasoterra che ha sorpreso Belez. Padova 1, Crotone 0, esattamente al 27esimo, a te la linea. Ed è il 31esimo, 4 minuti fa è cambiato il risultato, proprio al 27esimo, infatti bella la percussione di Vantaggiato che è partito dal limite dell'area calabrese, ha superato in dribbling due difensori ospiti e con un tiro rasoterra ha sorpreso Belez che stavolta è sembrato colpevole, mentre 2 minuti prima era stato bravo nell'opporsi in tuffo a una punizione dello stesso Vantaggiato. E l'attaccante che ha sbloccato il risultato si è fatto dare la maglia numero 19 di Succi e l'ha esibita al pubblico come per dire: questo è un gol che ha una dedica speciale. La rete è arrivata in un momento in cui stava spingendo il Padova e il Crotone ha sostituito Parfè facendo entrare De Giorgio. Padova 1, Crotone 0, linea allo studio.
42 minuti, il Crotone sta spingendo nel tentativo di arrivare al pareggio, conduce sempre il Padova per 1-0, il Crotone targato Eugenio Corini era venuto all'Euganeo per ottenere il quinto risultato utile consecutivo, poi vantaggiato, ha rovinato il proposito il Padova che finendo così la partita salirebbe a 32 punti in classifica, avrebbe poi la possibilità nel recupero di Livorno di martedì di impinguare ancora i punti in classifica, ma ancora manca qualcosa e ci sarà sicuramente un recupero che è valutabile attorno ai 3 minuti, mentre siamo arrivati al 42esimo e 20 secondi, c'è questo affondo del Crotone sulla sinistra, il tentativo di passaggio di Galardo che trova però la strada sbarrata e quindi è costretto a un passaggio a ritroso al proprio settore difensivo. Quindi ancora questa azione al termine della quale renderemo linea allo studio, c'è questo tentativo in attacco da parte di Russotto che viene fermato, pallone che va a finire in fallo di fondo per la rimessa di Cano, 42 minuti 40 secondi, dunque 2 minuti e 20 più recupero alla fine della partita, Padova 1, Crotone 0. Allora andiamo a Padova fino al termine, Russo. Sì, mancano 30 secondi e c'è questo contropiede del Padova che si proietta con Di Nardo dalle parti del portiere Belez e clamorosamente poi il tocco fuori di Nardo per vantaggiato, il tocco fuori che praticamente non dà la possibilità del raddoppio in contropiede alla squadra del Padova, cerca di spendere le ultime energie il Crotone ma manca di lucidità e riprende la palla il Padova, ancora un altro contropiede, c'è però Vantaggiato che è rimasto in posizione di fuorigioco, deve rientrare prima che il suo compagno possa effettivamente tentare di passargli il pallone, c'è un fallo in questo momento che però sancisce anche la fine della partita. Il Padova batte il Crotone per 1-0, il gol di Vantaggiato. Studio.